Buongiorno da Telecolor, le principali notizie di Sicilia 24. Amministrative in Sicilia dalle 7 sino alle 15, seggi aperti in 128 comuni, coinvolti 4 capoluoghi di provincia, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Affluenza in calo, ieri la percentuale dei votanti è stata del 44,38%. Ponte sullo Stretto, le associazioni ambientaliste contestano la realizzazione dell'opera con un dossier che definisce l'infrastruttura inutile e dannosa. Addio cabine telefoniche. Dopo la decisione dell'Agcom di cancellare l'obbligo del gestore di garantire il servizio, si chiude un'epoca lunga 70 anni. Calcio, sempre più vicina alla cessione del Messina. Presentate 2 offerte, a breve la decisione su passaggio di proprietà. Bentrovati a Sicilia 24. Dopo la tornata di ieri, seggi aperti nuovamente in Sicilia dalle 7 di oggi in 128 comuni in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali. Si potrà esprimere la propria preferenza sino alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio che Antena Sicilia e Telecolor seguiranno con una lunga maratona elettorale con ospiti, commenti e inviati in tutte le sedi principali. Dalle 14:55 su Telecolor, dalle 20:45 a reti unificate anche su Antena Sicilia. L'affluenza è in calo. A conclusione della giornata di domenica la percentuale dei votanti è stata del 44,38%. In particolare a Catania il dato dell'affluenza è del 39,89%, a Ragusa del 43,31%, a Siracusa del 42,40%, a Trapani del 42,89%. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. Ma adesso sentiamo le modalità di voto nel servizio Imalio Viola. Seggi aperti nei 128 comuni siciliani che sono chiamati al voto per eleggere altrettanti sindaci e rinnovare i consigli comunali e le circoscrizioni. I consiglieri comunali da eleggere sono 1646, le sezioni elettorali costituite sono 1579. In 113 comuni fino a 15.000 abitanti si vota con il sistema maggioritario. In altri 15 comuni, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno, con quello proporzionale. Fra questi ci sono 4 capoluoghi di provincia alle urne. La città più grande certamente è Catania, dove il comune fa sapere che dalle 7 sono regolarmente aperte tutte le 336 sezioni elettorali, 260.420 gli aventi diritto al voto. A Catania sono 2 le schede che vengono consegnate all'elettore, una per l'elezione di sindaco e consiglio comunale e una per la scelta del presidente e del consiglio di circoscrizione. L'elettore può esprimere una o 2 preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato, ma non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Negli altri 127 comuni invece la scheda è soltanto una, non ci sono le elezioni delle circoscrizioni, ma valgono le stesse modalità di voto. A Catania i candidati sindaco ammessi alla competizione sono 7. Siracusa, nonostante le dimensioni, vince però la palma del numero di candidati, contando ben 8 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. 4 i candidati a Ragusa, così come a Trapani, unica città capoluogo al voto nella Sicilia occidentale. Oltre ai capiluogo sono 11 gli altri grossi centri alle urne, si tratta di 6 nel catanese, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. 5 nelle altre province, Licata, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini. 5 anche i comuni attualmente commissariati, Catania, Aidone, Trabia, Modica e Priolo. Al voto anche Barrafranca nell'Ennese, che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. Un dossier elaborato da esperti su richiesta delle associazioni ambientaliste Kyoto Club, l'IPU e WWF boccia il ponte sullo Stretto, individuando una serie di criticità nel progetto per la realizzazione dell'infrastruttura. Sentiamo i dettagli con Francesco Triolo.
Inutile, dannoso e anche illegittimo sono le obiezioni al ponte sullo Stretto di Messina che arrivano da un dossier preparato da un pool di esperti e per conto delle ONG Kyoto Club, l'IPU e WWF, una struttura che sarebbe a rischio per i terremoti ed il vento, che danneggerebbe l'ambiente e creerebbe poca occupazione, bloccando pure il traffico delle portacontainer. Secondo lo studio, sia l'appalto sia la valutazione di impatto ambientale in ogni caso andrebbero rifatti da capo. Il recente decreto sul ponte, convertito in legge, sarebbe a rischio di incostituzionalità. Punti di debolezza che, dicono le associazioni, sarebbero già state evidenziate dal gruppo di lavoro istituito nel 2021 dal Ministero delle Infrastrutture, in particolare il rischio legato ad eventi e ai terremoti, ma dal dossier viene fuori anche un'analisi economica che evidenzia come non sia sostenibile a livello finanziario e l'investimento, la gestione resterebbero a carico pubblico perché i soli pedaggi pagati dagli utenti non consentirebbero il project financing. Neanche i flussi di traffico, secondo il dossier, ripagherebbero l'opera, considerato che il 76% degli spostamenti in ambito locale avviene da parte di passeggeri senza auto al seguito. Complessivamente coloro che ogni giorno si muovono tra le due sponde sono 4.500 persone. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sarebbe molto elevato, mentre il traffico su gomma previsto sul ponte sarebbe di 11.600.000 auto a fronte di una capacità annua dell'infrastruttura pari a oltre 52 milioni di auto. Anche i dati sull'occupazione nel cantiere indicati dal governo, secondo lo studio commissionato dagli ambientalisti, sarebbero sovradimensionati e stimano un'occupazione media mensile di non più di 507 addetti. E poi c'è la necessità di riproporre il contratto con la procedura di valutazione di impatto ambientale che andrebbe rifatta, l'ipotesi di illegittimità costituzionale delle norme introdotte nella legge di bilancio 2023 e dal decreto legge sul ponte, e infine c'è l'aspetto ambientalista, con il rischio di bloccare le rotte migratorie degli uccelli e il mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni esistenti dettati dalla pianificazione territoriale locale. Sono 288 con 6 diverse imbarcazioni, migranti sbarcati a Lampedusa dalla mezzanotte. A rintracciare e soccorrere le carrette sono state le motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera. I migranti hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove già ieri erano giunti circa 130 migranti dopo 4 sbarchi. Situazione sempre più delicata all'AMAP di Palermo. 700 dipendenti senza stipendio, sindacati pronti a scendere in piazza. Marco Gulla. Il sequestro preventivo adesso rischia di diventare un macigno per l'azienda AMAP a Palermo. L'indagine della Procura europea e della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità sul prestito da 20 milioni della Banca di Investimenti Europei all'AMAP per rinnovare il disastroso sistema dei depuratori, per cui sono indagati l'amministratore unico Alessandro Di Martino, il predecessore Maria Prestigiacomo e il direttore generale Giuseppe Ragonese, rischia di travolgere i conti dell'azienda di acqua e depurazione. 700 dipendenti infatti al momento sono rimasti senza stipendio, bonifici bloccati dopo il sequestro preventivo, sindacati già in assetto di guerra. Molto preoccupati per l'aggressione dei conti correnti bancari di AMAP, perché ha già comportato il mancato pagamento degli stipendi a tutti i dipendenti e comporterà a breve, se non si troverà un'immediata soluzione, il blocco del servizio idrico integrato nei 47 comuni che gestisce AMAP nella provincia di Palermo. Non solo, ma AMAP oggi si avvale anche per diverse attività di imprese esterne, si dovranno affrontare i pagamenti dei fornitori, è una situazione davvero gravissima. Un'indagine che al momento ha quindi penalizzato solo i lavoratori, sempre più preoccupati. Ci preoccupa, crediamo, speriamo che ci sia la possibilità di convertire questo blocco dei conti correnti nel blocco di una parte del patrimonio dell'azienda, in modo tale che da subito vengano sbloccati i conti correnti e che ci sia una soluzione immediata che rassereni i lavoratori, ma anche la cittadinanza di Palermo e degli oltre 40 comuni che fanno parte dell'ambito territoriale idrico. Insomma, la situazione non è assolutamente serena, non solo perché al momento non c'è la liquidità per gli stipendi, ma perché così si rischia anche il blocco delle forniture, dall'energia elettrica all'acquisto dei ricambi per i potabilizzatori fino al cloro per la disinfezione dell'acqua. Breve pausa, ci vediamo tra poco.
Eccoci rientrati in studio, vi raccontiamo la storia di un giovane pakistano, è da 3 anni a Lampedusa e svolge la funzione di mediatore culturale, aiuta all'identificazione dei migranti. Il suo lavoro è stato ritenuto indispensabile dal neoquestore di Agrigento, che ha proposto per Ali Hussein Sheikh, questo è il suo nome, il conferimento di poliziotto onorario. Davide Sardo. Ali Hussein Sheikh è un mediatore culturale e sarà presto un poliziotto onorario. Il 35enne pakistano, che da 6 anni vive in Italia, ha meritato il titolo per lo straordinario e indispensabile lavoro svolto all'hotspot di Lampedusa nel velocizzare le procedure di identificazione e consentire un rapido trasferimento dei migranti. Il segno di un grande impegno che svolgo qui da ormai 3 anni insieme ai colleghi del CIES. Il lavoro a Lampedusa è molto impegnativo, ma ciò che c'è fare rimanere vivi comunque lì fare qualcosa per gli altri. È stato il neoquestore di Agrigento, Emanuele Ricifari, a notare il suo indispensabile lavoro al centro di Contrada Imbriacola e a inoltrare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la proposta di riconoscergli la funzione di poliziotto onorario. Le difficoltà tanto, ma con l'arrivo del questore le cose stanno cambiando. L'istruttoria dell'istanza del questore Ricifari è in corso, ci vorrà però qualche mese per completare l'iter. Le cabine telefoniche potranno essere smantellate, lo ha deciso l'Agcom, che toglie al gestore l'obbligo di garantire il servizio. Si chiude così un'era lunga 70 anni. Francesco Aloi. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì. Ho 2 amici. Diciamo di mezza età. Una volta la cabina telefonica la si trovava ovunque, era indispensabile per comunicare, si inseriva un gettone per parlare con parenti o amici. Poi, con l'avvento dei cellulari, è servita sempre meno, oggi non la usa più nessuno. Così l'Agcom ha deciso che le cabine potranno essere smantellate. Da persona un bottino grande mi dispiace perché hanno fatto la mia infanzia, però sì. Ormai non penso che non servono più a niente. Anche le persone anziane penso che ormai sono con i telefonini. Non servono a niente. Una decisione presa dopo aver consultato tutti gli operatori telefonici. Adesso TIM, gestore del servizio, potrà rimuovere tutte le cabine, 16.000 in Italia. Resteranno soltanto negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri o nei rifugi di montagna dove non arriva la rete mobile. Ha qualche ricordo legato alla cabina telefonica? Certo, i ricordi della giovinezza, quando ancora non c'era il cellulare, era l'unico mezzo per comunicare. Il tempo che ci ho perso per fare le file per telefonare. Tante. Uno di questi? Ero ragazza, quindi sempre telefonavo in tutti i posti. Sono state utili. Per telefonare, soprattutto quando si partiva, facevamo la raccolta dei gettoni oppure li scambiavamo. Io telefonavo a lui, mio marito, con i gettoni, quindi... Eravate ancora fidanzati? Sì, sicuramente, certo, eravamo fidanzati. E così si segna definitivamente la fine di un'epoca, quella che è stata uno dei simboli degli ultimi 70 anni, resterà solo tra i ricordi, o quasi. Senta, dica al dottor Bava che il romanzo è terminato e che vorrei consegnarglielo perché dopodomani parto. Ancora una breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, parliamo di calcio, ci sono delle novità per quanto riguarda la CR Messina, sono state già presentate 2 richieste di acquisto del club giallo-rosso, attese novità nei prossimi giorni per la cessione delle quote societarie. Sergio Colosi. Dopo incontri, telefonate, chiacchiere, presenze in città ed indiscrezioni di vario genere, la cessione della CR sembra ormai vicina con la presentazione di 2 offerte di acquisto, una direttamente al club giallorosso, l'altra al comune di Messina. Entrambe sono state ritenute congrue dal presidente Pietro Sciotto, che dopo un incontro col sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante dell'operazione, sceglierà presumibilmente entro un paio di giorni a chi affidare il futuro del Messina Calcio.
La prima richiesta formulata direttamente a Sciotto è di Emanuele Ilari, imprenditore romano del settore cinematografico e presidente della Madison Cinemas. Già 2 tentativi senza successo per entrare nel calcio. La scorsa estate ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare il Catania e a novembre 2022 ha trattato l'acquisto dell'Alessandria in Serie C. Ilari avrebbe proposto una buonuscita maggiore a Sciotto, ma i tifosi sono maggiormente attratti dalla seconda offerta, quella dell'imprenditore Fabrizio Mannino, nato a Palermo 52 anni fa, ma cresciuto a Torino, armatore con attività in Cina e a Dubai e investimenti in piattaforme di petrolio. Con Mannino, supportato anche da una probabile sponsorizzazione di Pietro Franza, il discorso sarebbe più ampio rispetto al calcio e includerebbe anche investimenti in altri settori dell'economia cittadina. Aveva già provato a comprare il Messina lo scorso dicembre, ma adesso i tempi sembrano maturi. Pietro Sciotto ha rilevato dal fratello Matteo, vicepresidente dell'ACR, il rimanente 10% e ora detiene l'intero pacchetto azionario, che a meno di sorprese tra pochi giorni avrà un nuovo proprietario con scadenze da onorare a breve termine per evitare punti di penalizzazione e garantire la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.